Da laureati e dottorati a pescivendoli, com'è possibile? Si fa fatica, nel senso che comunque non è il nostro mondo, siamo abituati a toccare e maneggiare i pesci, ma perché li studiamo dal punto di vista biologico e ecologico. Diciamo che siamo affiancati fortunatamente da persone che hanno un trascorso da pescivendoli e che quindi ci sanno dare le giuste indicazioni. Quindi avete imparato il mestiere. Stiamo imparando il mestiere. Però chi viene da voi ha una doppia garanzia praticamente. Diciamo di sì, ecco, per il momento non abbiamo ancora scontentato nessuno. Qual è la differenza tra una pescheria tout court e la vostra pescheria ittico-ambientale? Noi abbiamo assolutamente un prodotto diverso perché quello che vedi qui nel banco ha fatto al massimo un'ottantina di chilometri. Si può dire pesce a miglio zero? Ma se vogliamo usare questa definizione, è anche marina, potrebbe andare bene. Diciamo che il salmone qui da noi non si trova il pangasio, non si trova la platessa, non si trovano prodotti decongelati, non si trovano prodotti trattati con solfiti e cerchiamo per quanto possibile di essere più sostenibili possibile. Quindi ripeto, impatto molto basso delle attività di acquacoltura e di pesca su quello che è l'ambiente. La pescheria si trova in via Altini a 112 a Favaro Veneto, però voi spedite anche il pesce in tutta Italia, com'è possibile? È possibile perché proprio alcuni gruppi di acquisto sono sensibili al consumo di pesce sostenibile, per cui siamo entrati in contatto con una rete di queste associazioni, definiamola gruppi, e forniamo diversi gruppi di acquisto del nord Italia che possono ordinare comodamente online sulla base di un listino che viene aggiornato in maniera quindicinale o insomma. Tra l'altro in totale trasparenza perché all'interno del sito si vede il tipo di pesce, quanto pesa il tipo di pesce, quanto costa il tipo di pesce e come è pescato. È vero, è vero. L'unica cosa che non riusciamo ancora a controllare è il meteo e la disponibilità del pesce, quindi facciamo delle promesse e speriamo che il pesce nel giorno della consegna sia disponibile. Quindi praticamente se io decido che voglio mangiare solo pesce pescato a mano oppure in un altro particolare modo, lo posso scegliere. Sì, lo può chiedere, lo può scegliere, poi se il pescatore è stato fortunato e l'ha pescato, bene, altrimenti bisogna adeguarsi. Qui abbiamo un branzino di valle da 3 kg. Sì. Da dove viene? Da che valle? Da Valle Cavallino, che è una valle della Laguna Nord, particolarmente vocata alla produzione di questi pesci perché è una valle molto marinizzata. Quindi le condizioni della valle sono molto simili a quelle del mare e questo è molto favorevole per la produzione dei pesci e la loro qualità della carne, scelta apposta.